Un boato tremendo ha squarciato il silenzio mattutino del quartiere Prenestino Centocelle poco dopo le 8 di venerdì 4 luglio. Un distributore di benzina GPL in via dei Gordiani è esploso in due violente deflagrazioni, provocando almeno 45 feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. L'onda d'urto ha danneggiato edifici, scuole e auto e ha costretto all'evacuazione di numerosi stabili, compresa una stazione della metropolitana. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da una perdita di gas durante un'operazione di scarico. Le fiamme hanno preceduto la prima esplosione, che ha subito attirato sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Ma proprio mentre erano in corso le prime operazioni di messa in sicurezza, una seconda e più potente deflagrazione ha investito anche soccorritori, tra i quali si contano numerosi feriti. Molti abitanti sono stati evacuati, altri si sono riversati in strada in preda al panico. Tra i 45 feriti ci sono civili, bambini, vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri. Almeno 3 persone risultano in gravi condizioni con ustioni estese, decine contusi per vetri esplosi e calcinacci. Le ambulanze hanno operato per ore in una corsa contro il tempo, mentre i vigili del fuoco hanno domato l'incendio che ha coinvolto anche un vicino deposito di bombole d'ossigeno. L'intero distributore è andato distrutto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Si ipotizzano lesioni colpose e violazioni delle norme di sicurezza. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul posto definendo l'incidente un evento gravissimo, mitigato solo dalla prontezza dei soccorsi. L'esplosione è avvenuta in un distributore di benzina e di gas GPL e dalle prime ricostruzioni sembra che la causa sia proprio una fuga di gas che poi ha determinato un primo incendio, una prima esplosione e poi la grandissima esplosione. L'unità di crisi locale è stata attivata immediatamente, dove tutte le diverse componenti hanno lavorato da subito con grandissima professionalità. Voglio davvero esprimere un grandissimo ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, alla polizia locale di Roma Capitale, alla protezione civile, che sono intervenuti immediatamente evitando danni molto più gravi alle persone. Infatti, come vedete, qui vicino c'è un centro sportivo dove c'erano dei bambini che stavano giocando in piscina, fortunatamente sono stati evacuati immediatamente, così come vigili del fuoco, carabinieri, polizia hanno evacuato tutte le persone nei dintorni della pompa di benzina. Ci sono alcuni feriti, 2 ustionati in condizioni più serie. Voglio esprimere a tutti loro e alle loro famiglie la vicinanza mia personale e di tutta la città. ARPA Lazio adesso effettuerà i monitoraggi della qualità dell'aria, alcuni cittadini li abbiamo evacuati da via Romolo Balzani, dalla parallela, per verificare le condizioni degli edifici dove sono rotti i vetri, danneggiati infissi, e vedremo se saranno in grado di rientrare nelle loro case già stasera. In ogni caso ci sarà assistenza alloggiativa per tutti. Voglio quindi davvero rivolgere un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale di Roma Capitale, agli operatori del 118, alla protezione civile, al municipio e a tutte le persone che sono immediatamente intervenute. La città vi è grata.